Allora Andrea, anche il tabù calvisano è sfatato, finalmente dopo un pareggio e 3 sconfitte è arrivata la prima vittoria. È una bella vittoria, una bella soddisfazione quella che vi siete tolti quest'oggi, perché vi riporta al terzo posto in classifica, perché cancella lo 0 dalle vittorie nei confronti del Calvisano, che era l'unica squadra che non avevate ancora battuto, perché comunque conferma che i Cavalieri sono lassù e lassù ci vogliono stare. Sei tutto te. Siamo contenti per tutti gli aspetti che hai sottolineato, le statistiche fa piacere, per la classifica anche, ma soprattutto per il morale, per il lavoro che stiamo facendo e per quello che hanno dimostrato i ragazzi in campo oggi. Noi siamo stati molto critici verso di noi per in primis e poi verso il gruppo, perché a volte giochiamo un po' di fantasia. Abbiamo lavorato molto sul rispettare, l'essere rigidi, il piano del gioco, la disciplina, e oggi hanno messo veramente in campo quello che abbiamo provato e quello che poi ci ha fatto vincere. Quindi l'aspetto tattico ha fatto la differenza, se fatto bene, fatto con aggressività, fatto con fasi statiche nettamente superiori sia alle rimesse laterali che le touche, e poi nell'1 contro 1 raramente abbiamo subito, insomma poi la partita la vince, ecco. Senti, grande soddisfazione, bella vittoria, adesso guardiamo oltre, guardiamo al prossimo appuntamento, sarà quello con i Crociati, altra partita sicuramente da non sottovalutare, vista anche l'ultima prestazione della formazione parmense. Ma guarda, non sottovalutiamo nessuno, noi lavoriamo di domenica in domenica, quindi ogni partita ha la sua importanza. È chiaro che sappiamo che Calvisano è sulle Coppe d'Italia e quindi hanno un altro valore, ma i Crociati giocano in casa, comunque sono alla caccia di punti, hanno bisogno di qualsiasi punto e poi verranno anche a vincere, quindi noi se andiamo là sottovalutandoli o pensando di aver già vinto perdiamo, perché nel rugby è così, è successo 1000 volte, quindi se tanto pensi di essere più forte dell'avversario prima che finisca la partita o magari al venerdì, perdi, che siano i Crociati, che siano i Calvisano o London Welsh.